Buonasera e benvenuti amici del basket catanese. Oggi nuova partita della Rainbow Team Rainbow Viagrande. Io sono Alessandro Randazzo, con me Gaetano Gorgone. Ciao Gaetano. Buonasera Ale, buonasera a tutti. Oggi quindi vedremo la gara 1 di questa nuova fase dei playoff. Vedremo nuovamente sul campo del Palagalermo la Rainbow Viagrande sfidare San Matteo, quindi diciamo a pochi giorni di distanza una nuova partita fra le due. Sì, incroci particolari quelli del calendario della BC Unica, che ci regalano questo appunto accoppiamento playoff che ricalca esattamente la sfida vista proprio qui al Palagalermo non troppi giorni fa. Eh sì, ora vediamo le squadre che si caricano diciamo prima dell'inizio della partita. Ora vedremo i quintetti, vedremo i due coach cosa hanno pensato di fare per questo inizio di partita, ma ci iniziamo a preparare anche per il minuto di silenzio che ormai da qualche mese a questa parte appunto è una ricorrenza per la guerra in Ucraina. Rieccoci, quindi vediamo un pochettino i due coach chi hanno schierato. Partiamo da coach Catanzaro per la Rainbow. Vediamo Guerri, il capitano, col numero 4 Lamanna, numero 14 il numero 19 Carambazza, e poi c'è Giulia Spampinato il numero 10 e Mbombo numero 9. Per quanto riguarda invece San Matteo? Sì, San Matteo si schiera con Rizzica, Ingressia, Melita, il numero 5, l'altra, il numero 10 Certomà. Bene, abbiamo visto subito il primo canestro di Mbombo, vediamo anche il recupero subito di Spampinato, 4-0 veloce, quando sono passati appena 6 secondi dall'inizio della partita. Vediamo subito un inizio importante. Qua vediamo un altro recupero palla di Mbombo, stavolta preferisce il passaggio alla fine per Lamanna, ma non riesce l'intento della giocatrice numero 9 della Rainbow. Qua vediamo un'hesitation troppo esitata da parte di Certomà, che appunto finisce con l'infrazione di passi. E poi ricomincia la Rainbow, quindi inizio importante per le giocatrici di coach Catanzaro. Vediamo adesso il capitano Guerri che continua a impostare l'azione, sfrutta i blocchi delle sue lunghe. Qua però la Manna perde palla al centro, Certomà aggressiva, la passa a Melita che realizza 2 punti importanti in questo contropiede veloce, quindi 4-2, inizio di entrambe le squadre molto veloce. Sì, assolutamente sì, pronta San Matteo a farsi trovare appunto pronta sulla ripetizione per questi primi 2 dei punti del match. Vediamo un altro recupero appunto da parte di San Matteo. Carambazza in mezzo a 4 non riesce a tirare bene, riesce a recuperare invece palla Melita. Vediamo ancora il giro palla di San Matteo, ancora Melita. Vediamo dall'altra parte ora Cascio, la cede sul finale per il tiro sbagliato, ma già c'è Spampinato dall'altra parte. Ferro per lei, si deve riscaldare un po' la numero 10 che comunque ci fa sempre vedere tanti tiri da fuori. Assolutamente sì, è ormai una sua prerogativa. Vediamo ora l'ingresso di Ingrassia, si conclude con un contropiede per la Rainbow. Mbombo però un po' troppo lunga, anche il passaggio per Guerri è un po' troppo lungo, l'azione si conclude con un nulla di fatto, può ripartire San Matteo
Per adesso Rainbow 4, San Matteo 2, sono passati già 2 minuti dall'inizio del primo quarto. Vediamo adesso palla fra le mani di Certoma che la cede subito a Melita. Niente da fare però. Da sottolineare la particolarità del quintetto della Rainbow schierato da coach Catanzaro, che è un quintetto altissimo con Guerri e Spampinato da doppio esterno, ma per il resto sono solo lunghe in campo con Bombo, Lamanna e Carabazza. Praticamente gioca Lamanna da 3 fondamentalmente. Eh sì, qua vediamo un altro errore di Guerri al tiro, come hai detto tu. Infatti le due esterne, poi in Bombo fantasista possiamo dire nel suo ruolo, sì, Jolly in Bombo, e poi le due lunghe. Adesso vediamo ancora Guerri per Bombo, vediamo, preferisce la penetrazione, la scarica su Guerri, ancora un palleggio veloce del capitano che riesce a infiltrarsi con la destra dalla sinistra, trova il pertugio per 2 punti. Gran bella penetrazione, 2 punti di esperienza di Capitano Guerri. Eh sì, quindi adesso sono a 6 i punti per la Rainbow. La rimessa è sempre di San Matteo. Vediamo Certoma, pressing alto subito delle ragazze di coach Catanzaro. Sì, anche questa è una cosa che abbiamo visto frequentemente per la Rainbow in questa stagione. Una caratteristica dell'impostazione delle partite di Catanzaro, e infatti la vediamo anche oggi, soprattutto visto che siamo in clima playoff. Ci aspettiamo un tono, diciamo, fisico della Rainbow superiore rispetto alla regular season. Eh sì, vediamo un po', all'inizio certamente è stato così. Ora vediamo la rimessa per la Rainbow. Carambazza sarà a effettuarla, la manna. Vediamo un Bombo, la penetrazione, qua però viene bloccata da Certoma che recupera anche palla, che l'ultimo tocco è proprio il numero 9 e si prepara a uscire per Licciardello. Sì, particolare questo cambio con Bombo che va a sedersi dopo soli 3 minuti, forse qualche errore di troppo per lei con la palla persa prima, con questo tiro che si è fatta stoppare adesso. Catanzaro vuole darle un segnale facendola accomodare così presto in panchina. Sì, sicuramente qualche minuto per Bombo in panchina, e vediamo il sesto uomo della Rainbow per eccellenza, Licciardello, entrare. E adesso ancora un attacco da parte di San Matteo, ci prova con l'arresto e tiro Ingrassia, nulla di fatto. Altro errore al tiro per San Matteo, come la scorsa partita, tanti errori da parte di San Matteo. L'altra volta anche da parte della Rainbow, infatti c'è stato un periodo di stop per le due squadre. Stavolta la Rainbow sembra essere partita in modo diverso e ora c'è il solito fallo subito da parte di Lamanna e 2 tiri liberi. Sì, Lamanna molto brava in questa specifica circostanza, ovvero. Ora vediamo cosa. È una giocatrice che ama andare in lunetta a raccogliere falli. Sì, abbiamo visto tutta la stagione comunque tanti falli subiti per la Manna. Primo tiro non va a segno, il secondo invece sì, e quindi 7 Rainbow, 2 invece per San Matteo. Continua il pressing forte, riesce a prendere palla qua Ingrassia, la cede a Cascio, ma si interrompe per un fallo appunto su Ingrassia. Adesso San Matteo, Spampinato, davanti a sé una prateria con le sue 2 compagne che stavano correndo ai lati, preferisce fermarsi. Adesso vediamo Licciardello come imposta l'azione, Guerri dentro per Carambazza che si guadagna questi 2 tiri liberi. Per poco c'erano anche i 2 punti, ma Carambazza si accontenta. E ora appunto 2 tiri liberi per Carambazza, il primo si stampa sul secondo ferro.
secondo c'è, stesso copione di Lamanna per Carambazza, 1 su 2, quindi Rainbow quota 8. Adesso San Matteo dovrà cercare di rincorrere la Rainbow già in questo primo quarto per non accumulare troppo svantaggio. E infatti c'è il minuto chiamato da coach Curro, vediamo cosa spiegherà alle sue ragazze. Ci fermiamo per un minuto. L'arbitro dice 3 secondi per la metà campo proprio per passare la linea, ne passano già 2 ma riesce Melita con un passaggio a Ingrassia a passare proprio la metà campo e quindi Cascio adesso per certo ma sfrutta il blocco della sua compagna, prova il pick and roll, non la vede, quindi preferisce passare prima per Cascio, qui però non riesce Rizzica a coordinarsi. Cade a terra e quindi c'è già il contropiede da parte della Rainbow. Lamanna qui però prova, alla fine riesce a passare la palla a Licciardello, anche qui una serie di passaggi sporchi e alla fine Carambazza stava per segnare ma la palla decide di uscire. Vediamo il contropiede subito di Ingrassia, aspetta le sue compagne, Cascio va per la sinistra per Melita, la cede ancora a Cascio, libera qui Certomà da 3, il tiro di Certomà, 3 punti importanti perché adesso la Rainbow è da un po' che non segna, 8 Rainbow, 5 San Matteo, mancano meno di 5 minuti alla fine del primo quarto. Vediamo un po' adesso la Rainbow, Licciardello, Guerri, anche lei, no, sì, è valutato da 3 il tiro di Guerri, quindi risponde alla tripla Guerri. Sì, contro tripla di Guerri che rimette a posto diciamo il mini parziale di San Matteo, il potenziale parziale di San Matteo. Sì, interrotto subito appunto da Guerri, adesso 11-5, qua Ingrassia scivola, l'arbitro decide che la palla è ancora di San Matteo e c'è un cambio. Entra col numero 21 Cosenza proprio per Melita. Melita ragazzi che comunque ci ha fatto vedere cose buone nell'altra partita e anche qui la ragazza che Melita, se si deve dire lo diciamo, se c'è il gioco di parole noi non scappiamo ma lo affrontiamo e quindi torniamo adesso alla partita con San Matteo, proprio Cosenza, la ne è entrata troppo alto qui però il reverse, ci prova anche Rizzica, nulla da fare per San Matteo, riparte come un treno spampinato, c'era forse il taglio di Lamanna un po' timido però questo taglio e quindi si ricomincia, spampinato fa muovere le sue compagne, cerca forse anche l'isolamento, Guerri esce bene, si smarca ma solo ferro per lei, altra delusione per Guerri al tiro dopo quello segnato precedentemente. Non riesce a trovare ancora la continuità. Vediamo qua, spreca ancora San Matteo. Stavolta Guerri prova il passaggio per spampinato ma intercetta Ingrassia. E c'è un altro cambio? No, c'è il minuto di coach Catanzaro stavolta e quindi fra un minuto.
Si riparte. Carambazza alla rimessa, la prende subito il capitano che gira per la manna. Picciardello ci pensa un pochettino, poi la cede a Carambazza. Passaggio troppo svogliato, qui non arriva Spampinato. Intercetta San Matteo che ora ha un'altra occasione in attacco. Vediamo, si prepara il box dei cambi Amico. Nel frattempo Cosenza, niente da fare, solo Ferro. Può ripartire Spampinato che chiama subito lo schema. Si organizzano adesso la manna e Carambazza, però prende il tiro da 3 Ferro e fallo di Grillo. Sì, che si giustifica dicendo mi ha preso lei in braccio. Di diversa interpretazione a quanto pare la coppia arbitrale. A quanto pare, sì. Nel frattempo Carambazza e Ricciardello vanno ad accomodarsi in panchina. E rientra Mbombo ed entra anche Amico che la scorsa volta era assente. Cambio importante questo per coach Catanzaro, per far uscire un po' Carambazza. L'ultima volta aveva appunto accumulato i falli e è dovuto uscire per evitare di fare il quinto. Qua Guerri tira, l'arbitro valuta corretta la stoppata di Ingrassia e quindi rimessa, solo rimessa per la Rainbow. Adesso Spampinato prova ancora col tiro da 3, stavolta scordinata. Infrazione di 20. Sì, perché non ha toccato il ferro la palla, toccando solo il tabellone non si riattiva il famoso cronometro dei 24 e quindi c'è l'infrazione ed è palla San Matteo. La prende Cascio qua, che però prende anche una botta da parte di Lamanna. Fallo un po' così, cioè nel senso va. Fallo per mostrare l'aggressività, diciamo, sul pressing della Rainbow. Forse sì. In ogni caso rimessa di nuovo per San Matteo dalla stessa posizione. Stavolta riesce bene Lamanna a intercettare. C'è anche il canestro fluido, morbido da parte della numero 14, che stavolta ha appunto il pressing, ha premiato la squadra di coach Catanzaro. Ancora Guerri, vediamo. Chiedo scusa, qui c'è stata una botta bella forte di Spampinato che prova a recuperare la palla. Ingrassia si mette, probabilmente è stato un tête à tête, non saprei come spiegarlo. Sì, Spampinato si tocca la testa, però credo sia stata quella che ha subito di più perché andava in movimento. Ingrassia invece rimane in campo, esce Spampinato che continua a toccarsi la testa. Qua sì, cosa? Sì, blocco ballerino di... Qua Guerra si fa male. Guerra, scusate, Guerri, sì, Guerra allenatore, sì, dei tempi che furono. Compianto. Sì, compianto, tutto il panorama giustissimo catanese. No, invece Guerri si toccava un po' la spalla con questo blocco, con questo appunto fallo in attacco. Qua prova a riscattarsi col tiro, ma niente, neanche il rimbalzo di Lamanna. E quindi si riparte con San Matteo, il possesso proprio della squadra ospite. Ricordiamo Rainbow 13, San Matteo 5, mancano circa 2 minuti adesso alla fine del quarto. Guerri riparte subito, adesso lunga qua la manna, bene vista dal capitano. Vediamo un bombo fuori ancora per Guerri, ci pensa, tira, non prende però il ferro, non riesce a recuperare Amico e quindi ancora rimessa San Matteo con il pressing. Sì, segnalo anche l'ingresso in campo di Baglieri che sta cercando di riprendere la forma fisica dopo i problemi che ha avuto, che se l'hanno tenuto lontano dal parquet. Però è una giocatrice di primissimo livello per la categoria. Ricordiamo, lo ricorda sempre Robby in telecronaca, le sue esperienze importanti in A1 con Ragusa. Ne approfittiamo anche per salutare Robby che oggi ciao Robby, oggi non è potuto essere qui, ma lo rivedremo sicuramente per il proseguo dei playoff. Per il proseguo dei playoff. Qua vediamo, intercetta la palla Lamanna, bene, può ripartire con un altro contropiede la Rainbow. Ancora Guerri col passaggio per Mombo, spizzica stavolta certo, ma e quindi vediamo che è rientrata anche Melita in campo per San Matteo.
Adesso Guerri, Amico, Bombo, aggressiva ancora Certomà, prova a rubare palla, stavolta non riesce, e Amico, un tiro libero in movimento per Amico, che primi 2 punti ed è più 10 Rainbow. Sì, il piazzato di Amico che mette a posto i piedi e manda dentro questo tiro alla media, molto pulito. Vantaggio di Rainbow che va già in doppia chip. Eh sì, manca 1 minuto e 18 adesso alla fine del quarto, ancora rimessa per San Matteo. Vediamo stavolta Melita come imposterà l'azione. C'è il passaggio per Cosenza, prova il taglio Grillo che si era liberata bene, ancora Melita, Cascio va a portare il blocco, bello il pick and roll, qui Cascio si affida all'amico Tavellone e porta a casa 2 punti per il -8 San Matteo. Vediamo Baglieri che già supera però la metà campo, qualche altra azione alla fine di questo quarto. Un Bombo qui penetra bene lasciando sul posto il difensore, ma poi sbaglia l'ultima cosa, il passaggio, e quindi San Matteo ancora un'occasione. Melita dall'angolo non prende il ferro ma trova la sua compagna Cosenza che alla fine la cede a Grillo, cerca il passaggio, ancora Cascio, ancora Melita da 3, stavolta un po' più vicino ma sempre ferro, niente da fare. Guerri guarda il cronometro per vedere appunto quanto manca, la discrepanza fra i 24 e il cronometro di gara è di pochi secondi, però niente, qui viene vanificata l'azione Rainbow e quindi si riprenderà con una rimessa per San Matteo con 10 secondi per vedere di accorciare un pochettino. Sì, e per andare fino in fondo verosimilmente a questo primo quarto, provare a tornare a contatto. Vediamo Melita, ancora per Cosenza che già è dall'altra parte, prova però questo arresto tiro troppo non in equilibrio, manca un secondo, qui non se ne rendono conto i giocatori della Rainbow, alla fine nulla di fatto, 15 Rainbow, 7 San Matteo, adesso 2 minuti e poi il secondo quarto. Mi è rimasto impresso l'altra volta, era quella che ci credeva di più, cioè quella più, anche oggi si vede, porta palla, fa prova. San Matteo, sempre le stesse squadre di prima, giustamente siamo ancora al Palagalermo. Veramente, sono loro. Rivediamo quindi le protagoniste del primo quarto. Subito Carambazza
riesce a rubare questo pallone e subito 2 punti come al primo quarto. Riescono a fare subito questo contropiede. Sì, qui è diciamo una azione personale di Carabazza che riesce a rubare il pallone e a trovare 2 facili. Altro sbaglio qui al tiro per San Matteo che non riesce a trovare continuità. Vediamo dall'altra parte invece Spampinato e compagni se riusciranno a infilare quel parzialone che permetterebbe poi la serenità permanente fino alla fine della partita. Bombo qui, bello il movimento, però solo tabella. Carambazza non riesce a intercettare il pallone a rimbalzo e quindi Melita ancora disturba Baglieri, disturbata da Cosenza. Vediamo Melita che adesso prova con Cascio. Cascio si lascia abbindolare da Carambazza che non ha pietà. Spampinato. Altri 2 punti in contropiede. E altra palla rubata che porta un canestro per Carabazza, molto attiva sulle linee di passaggio e sul portatore di palla. Sì, qui Cascio un pochettino si addormenta nel cercare di capire la soluzione migliore. Carambazza ne approfitta rapace. Qua Cosenza fa tutto lei. Subisce anche il fallo. Carambazza riesce a trovare l'equilibrio giusto per rialzarsi. Sì, più che altro Cosenza la prende in controtempo perché tira e si lancia a rimbalzo. Si schianta. Sì, ha fatto tutto lei e poi guadagna 2 liberi. Alla fine. Premiata per la caparbietà. Assolutamente. Uno sport che premia la caparbietà questo. Come tutti. Come tutti. In particolare la pallacanestro. Esattamente. Ed ecco il primo libero realizzato proprio da Cosenza. La giocatrice. Non la città calabra. Anche il secondo comunque realizzato. C'è un cambio per San Matteo, entra di nuovo Ingrassia proprio per Cosenza, premiata così dall'allenatore. Beh, ci sta a far ruotare, probabilmente non è un cambio correlato a quanto sta succedendo in campo, mi auguro, perché Cosenza qui si era fatta ben vedere. Forse per la scelta del tiro e tutto, però alla fine 2 liberi li ha portati a casa, realizzati entrambi. Sempre meno 10, adesso San Matteo, vediamo Amico, Bombo, Ferro, anche lei tecnica Cosenza, stavolta più efficace, perché oltre al fallo subito ci sono anche i 2 punti. I primi 2 punti della partita di Bombo, che era stata piuttosto tranquilla, sin qui lei che è stata la migliore realizzatrice della regular season di questa BC unica. Eh sì, Bombo comunque sempre alla fine i suoi punti li porta a casa. Dipende capire semplicemente quando inizierà a fare questi punti. Intanto quota 3 nella sacchetta per Bombo con il più 13 adesso per la Rainbow, che continua con un pressing a tutto campo. Carambazza stava per intercettare anche questa. Grassia si confonde. Baglieri sporca la palla, però alla fine probabilmente sì, ha toccato la numero 9 Ingrassia. Sarà rimessa Rainbow, quindi guadagna un'altra azione in attacco. Vediamo Amico adesso ruotare per Bombo, ancora Amico, Spampinato da fuori, da casa sua, ed è la sua tripla preferita, più lontano è meglio è. Sì, il range Spampinato possiamo chiamarlo. Proprio lì accanto alla linea gialla del pallavolo Spampinato ne mette un'altra, risponde bene Ingrassia qui con un'entrata efficace, cerca di accorciare un pochettino, però la Rainbow non ha voglia di fermarsi. Più 14 al momento, vediamo un Bombo, adesso palleggio verso Spampinato, prova ancora un Bombo, dall'altra parte c'è Baglieri, lasciata sola per la tripla, Carambazza non riesce a correggere. Peccato, questa azione è un po' sprecata. Vediamo adesso ancora Ingrassia, stavolta a portare palla, chiama lo schema, si preparano le sue compagne, Rizzica per Melita, cerca un taglio propizio, alla fine trova ancora Ingrassia, altra penetrazione per lei, alza la parabola per evitare la stoppata, ma non riesce comunque a concretizzare. Bello qui il passaggio per... qui sì. Si fa male Carambazza, no, si rialza, forse ho sbattuto sicuramente una parte del corpo che non riesco a capire. Sì, speriamo più rumoroso che altro. Sì, comunque si rialza subito, forse un po' il polso.
Peccato perché comunque l'azione veloce di Spampinato, Carabazza sì, si allunga un pochettino, prova poi alla fine a passare la palla ma era un po' scordinata. Vediamo che escono sia Baglieri e Amico. Rientra Laman, rientra Guerri. Qua Melita trova un corridoio, alla fine opta per il passaggio largo, adesso certo ma non riesce a segnare, alla fine disturba un po' un Bombo, c'era forse anche qualche fallo, gli arbitri lasciano giocare e quindi Guerri, Spampinato, sola da 3, altra tripla per Giulia Spampinato. Sì, questa comoda, il tempo di guardare il canestro, controllare che i piedi siano oltre la riga e mandare dentro senza troppi patemi. Sì, 28 adesso per la Rainbow, 11 per San Matteo, più 17, altro contropiede qua, troppo alta la palla per Bombo da parte di Spampinato. Sì, probabilmente l'ho visto come un invito per concludere al volo, Bombo non ci arriva. Bombo sì, per poco non ci arriva, forse non so se la tocca, la sporca un pochettino, Guerri non arriva neanche poi a recuperarla, però sì, alta velocità, comunque ritmi alti quella della Rainbow, che appunto sul più 17 c'è il minuto però per San Matteo. Siamo tornati, la grafica è ancora quella degli sponsor, ok, siamo tornati alla partita, vediamo subito Ingrassia con la palla, poco meno di 6 minuti alla fine di questo secondo quarto, prima della pausa lunga. Adesso Grillo a segnare un canestro da 2 punti, il capitano di San Matteo. Mette questi 2 punti subito al rientro dal time out. Vediamo come risponderà la Rainbow adesso con Carabazza. Sbaglia qui, c'è il fallo. Sì, c'è il fallo nel tentativo di recupero proprio di Carabazza. Quindi sarà palla Rainbow, palla San Matteo, scusate. Secondo fallo per la numero 19 della Rainbow. Esce nel frattempo Spampinato ed entra Terranella col numero 13. Cambi veloci oggi per coach Catanzaro, cercando di far ruotare un po' tutte le giocatrici a sua disposizione. Esce Melita e rientra Cosenza. Invece per quanto riguarda San Matteo, che riparte adesso con Grillo, il passaggio è per Ingrassia che supera la metà campo. Adesso sfrutta il blocco di Grillo, passaggio è per Certo ma Bombo difende bene, prova anche a rubare palla, qua però Certo ma prova a tenere botta, alla fine Cosenza col tiro sullo scadere, ferro per lei, può ripartire veloce ancora la Rainbow, stavolta con Terranella, la cede a Guerri, vediamo la manna adesso sempre fuori dalla linea 3, Bombo. Ancora Terranella, preferisce cedere la palla alla fine a Guerri per la tripla, ferro per lei, Carabazza non riesce a prendere questa palla
Mucchio selvaggio. Sì, mucchio selvaggio col braccio di Mbombo che forse era finito sotto, certo, ma qua non lo so, spalla, braccio un pochettino, l'ha sentito Mbombo che rimane a terra. Sì, rimane a terra sotto una folta chioma di capelli, vediamo solo questa, solo quella da qui su. Sì, vediamo, viene aiutata a rialzarsi, dovrebbe essere tutto a posto per Mbombo. Il coach nel frattempo va a rincorrere col ghiaccio, lei scappa, Catanzaro la rincorre, un po' di ghiaccio per Mbombo. Che esce appunto consigliata del coach ed entra proprio Licciardello. Può proseguire così la partita, non sembra essere qualcosa di troppo grave, comunque un po' di ghiaccio e riposo. Sì. Vediamo prossimamente. Nel frattempo abbiamo detto che è entrata Licciardello e quindi può ripartire la gara. Guerri qua prova a rubare palla, alla fine Cosenza riesce a prenderla, a portarla dall'altra parte e a cederla a certo, ma Grillo si trova qui con una succulenta occasione per tirare da tre, preferisce il passaggio ma non c'è stata troppa intesa. Vediamo che coach Curro rimette Melita in campo per certo, ma Vedremo che invece con l'uscita di Mbombo chiaramente ha abbassato il quintetto con adesso verosimilmente Licciardello da 3. C'è un'altra Melita adesso che entra. Doppio Melita. Sì, doppio Melita. Spero che una delle due non si chiami Melita, perché comunque da ora in poi saranno tutte Melita. Numero 5 Melita Raffaella, 29 invece Renata. Vediamo un pochettino cosa farà la numero 5. Nel frattempo l'altra numero 5 di Ciardello guadagna 2 tiri liberi in questo fallo subito nel tentativo di tiro. Sì, marchio di fabbrica di Licciardello, queste sue penetrazioni dirette al ferro in cui sfrutta le sue lunghe braccia per concludere, appunto, cercare 2 punti. In questo caso ottiene il fallo. Bene, primo non va. Vediamo se è una tecnica Rainbow, quella del secondo. C'è. E c'è anche il cambio. Rientra Cascio, numero 20, proprio per Grillo, che indica la marcatura. E la gara può riprendere. Mancano 4 e 18. Adesso 29 Rainbow, 13 San Matteo. Più 16 punti, sempre più difficile per la squadra ospite. Vediamo adesso l'attacco con Cascio. Adesso Cosenza alla fine si ritrova qui col tiro libero a disposizione, ma non riesce a prendere il suo stesso rimbalzo come ci aveva abituati. Però ci ha provato anche. Ci ha provato anche qui. Segue la palla. Una questione di attitudine. Anche una questione di abitudine oltre che di attitudine, perché pessima abitudine dei tiratori e delle tiratrici quello di non seguire il proprio tiro a rimbalzo. Lei invece spesso, quasi sempre, segue il tiro. Ancora palla per San Matteo, rimessa con le mani di Cosenza, si libera, prova a liberarsi Melita, alla fine riceve palla. Adesso il pressing comunque della Rainbow è sempre alto, riescono a passare con Cascio. Adesso Melita per Ingrassia, che trova il fallo di Carabazza, che era andato in aiuto, il classico aiuto show veloce. Lo show. Lo show. Sì. Scritto? Show. Come lo show? C-I-O? S-H-O-W. Dico, ok. Come quello musicale. Sì, intrattenimento in generale. Sì. Ok. Proprio lo show quello di Carabazza col terzo fallo però personale. Coach Catanzaro adesso deve stare attento a gestire la sua giocatrice. Poi vediamo Melita
che prova alla fine però non riesce a tirare allo scadere, quindi palla Rainbow. Guerri qui si trova sola, preferisce non tirare da 3, preferisce girare la palla. Vediamo ancora qui Terranella. Robby dice tipo: Alessandro sei uno show. Grazie Robby, ci arrivano i suoi messaggi, lui che ci guarda comunque sempre da qualche parte, lui ci vede dall'alto, sì, cioè nel senso però Metaforico. sì, certo, come se avesse una microcamera, sì. No. Ok. Non lo dirò. Vediamo che entra Amico proprio per sostituire Carabazza. I suoi 3 falli, appunto come detto poc'anzi, fanno preoccupare Coach Catanzaro, che la deve gestire al meglio. Rientra appunto Amico. Qua stavolta il primo c'è, il secondo no. Preoccupante invece la situazione in panchina per la Rainbow, in cui c'è un mezzo lazzaretto con Spampinato che tiene il ghiaccio sulla testa, un bombo sul braccio, e Carabazza che invece è fuori per 3 falli. Ghiaccio per lei, ma comunque sono entrate Ferita nell'animo. Sì, sono entrate quasi tutte 2 giocatrici per Coach Catanzaro ancora a disposizione, tra quelle che non abbiamo visto. E quindi vediamo dall'altra parte subito Melita. Bello il movimento qui col perno, non riesce poi a segnare, ma guadagna 2 tiri liberi, la numero 5 del San Matteo. Ricordiamo 30 punti, già la Rainbow 13, invece soltanto San Matteo 17. Adesso i punti di distacco proverà ad accorciare Melita con questi 2 liberi. Il primo c'è. Ce la fa. Anche il secondo, meno 15 adesso per San Matteo. Prova come può a rincorrere, ma le ragazze, scusate, di Coach Catanzaro sono infermabili al momento. Guerri, vediamo dentro Amico, bello il triangolo qui per la Manna, che alla fine la cede a Licciardello da 3. Azione corale, Super azione della Rainbow che fa good to greet e trova il miglior tiro possibile in questa azione con Licciardello, e manda per sé la tripla, che è il coronamento di un'ottima circolazione di palla. sì, bei passaggi qui da fuori a dentro, dentro a fuori, e alla fine la tripla meritata per la Rainbow. Vediamo un po' di trambusto, alla fine Cosenza raccoglie questa palla da terra, ancora Cosenza che riceve dal canestro stesso la palla. Magnetica questa ragazza. Assolutamente sì. Vediamo Cascia, adesso Cosenza ancora da 3, il tiro e il canestro. Vediamo che stavolta non ha provato neanche ad andare in balzo. Se la sentiva, ha fatto un bel movimento, era in ritmo, come usano dire i telecronisti più bravi di me. Assolutamente sì, ce ne sono tanti. Ammettiamo. 33 adesso Rainbow, 18 San Matteo, che con questa tripla mantiene quel meno 15. Vediamo Amico, palleggio alla fine, Guerri da 3, piedi a terra, tripla per il capitano. Più 18 adesso, quindi Rainbow, mancano poco più di un minuto e 8 secondi. Cascio con la palla fra le mani, certo, ma vuole il blocco ancora di Cascio, che si allarga fuori, però va in cortocircuito, certo, ma fa doppio palleggio. Si dimentica quasi le regole della pallacanestro, sì. Un palleggio chiuso, ma intanto un attimo poi se ne accorge subito di non poter effettivamente palleggiare. Sì, non poteva farlo, non l'ha si può fatto. fare. Non si può fare, tranne in certe occasioni. No, se neanche, toccano la palla. È finita così. Meno di un minuto adesso, c'è Baglieri con la palla, poteva pensare al tiro, era piuttosto lasciata sola dalle giocatrici di San Matteo. Vediamo Licciardello che invece preferisce l'arresto e tiro qui con il ferro. Ultime 2 azioni probabilmente del secondo quarto. Melita con le palla fra le mani. Vediamo Cosenza, adesso affronta Baglieri, ancora Melita, si allarga, vuole il blocco di Cascio, trova Cosenza da 3, c'è il ferro, stavolta niente canestro per lei e quindi
ultimi 20 secondi, vuole un'azione sola, Spampinato, che viene marcata stretta da Melita, forse un qualche fallo, gli arbitri però lasciano correre anche in questa circostanza. Vediamo Baglieri, mancano 5 secondi, è accompagnata, eh sì, la palla sale troppo e quindi sprecano così l'ultima azione le ragazze della Rainbow. Ci saranno 4 secondi invece a disposizione per San Matteo per cercare una conclusione e accorciare questo meno 18 per andare al terzo quarto. La manna qui c'è, butta la palla fuori, quindi adesso sono 3 secondi a disposizione per le ragazze di coach Curro. Vediamo subito Cosenza per Melita, il tiro da 3 in movimento, che tripla di Melita col tabellone, però cercata, voluta, trovata, e ci regala l'elex della partita. sì, probabilmente sullo scadere. 3 punti e adesso 5 minuti di riposo. Ci ritroviamo qui per il terzo quarto.
E ben ritrovati a questo terzo quarto, gara 1 playoff, per vedere con noi ancora Rainbow San Matteo. Il secondo quarto si era concluso 36-21. Vediamo questi altri 20 minuti. Parte subito forte con Lamanna che però sbaglia qui il tiro. Quindi vediamo San Matteo adesso con Certo ma Cosenza. C'è Melita che poteva pensare al tiro da 3, c'è più libero Certo ma, la vede il tiro, niente da fare. C'è il rimbalzo per un attacco di Cascio che andando indietro non riesce a trovare bene il canestro, quindi nulla di fatto ancora. C'è Licciardello però dall'altra parte con Guerri, adesso sfrutta il blocco di Lamanna, ancora Guerri, vediamo Amico. Licciardello da 3, bello qui in step back. Assolutamente sì. Grazie Gaetano. Ma niente da fare comunque nonostante lo step back. E quindi Melita. Certo ma Cascio, Cosenza, altro giro palla per San Matteo. Qua Melita però non riesce a bloccare la palla. Rainbow che dovrebbe essersi schierata a zona per questo secondo tempo. Vediamo. Cambio di tattica difensiva per Coach Caterzo. Così almeno Parrebbe così. Vediamo un po' queste ulteriori azioni. Per adesso è in attacco Amico, trovata bene qua da Guerri. Trova però il fallo. Qualche botta. Ricevuta da proprio Amico. E ora 2 tiri liberi. Il primo non va. C'è il secondo invece, quindi più 16. Adesso Rainbow mantiene più o meno questo vantaggio da inizio secondo quarto. Non allunga troppo ma non accorcia neanche. Vediamo adesso Cascio, Certo ma da 3, ferro per lei. Prova il rimbalzo Melita, ma stavolta niente, quindi Licciardello prova con la penetrazione, alla fine si ferma, vede il taglio bello di Guerri, prova il passaggio schiacciato a terra, fermata qui da Cosenza che fa un po' quello che vuole, arriva anche al tiro in contropiede, seguita da Melita, sbagliano entrambe. Coach Curro, sì, quindi punta il dito, no? No? Non c'era? No. Punta il dito. Per il gioco poi che si fa. Ma torniamo. Sì, l'ho visto qualche volta. Ci si prepara per la rimessa, c'è un allaccio di scarpe per Melita. Commentiamo anche questo. Si stringe gli scarpini. Può ripartire il gioco con Licciardello alla rimessa per Guerri. Si gira, prova a sfruttare il blocco adesso di Lamanna. C'è l'arresto, il tiro e il canestro, tutto molto semplice per Guerri. Sì, che quasi è sorpreso dallo spazio lasciatogli dalla difesa di San Matteo. Si prende il... Sì, non puoi passare così lontano dal blocco. Arresto facile per i 2 punti. Sì, vediamo Cosenza invece con la tripla che tocca un po' il ferro ma poco e Cosenza poi prova a recuperare però Basta. sì, sembrava un basta, voglio uscire e niente, ed esce proprio Coach Currolo, forse la accontenta, rientra in grassia. Vediamo adesso Guerri, trova Amico, c'è il passaggio per Lamanna, non la vede, si gira dall'altra parte e fallo. Sono 2 tiri liberi ancora per Amico. Sì, si è dato decisamente a livello di intensità sotto le planche per quanto riguarda San Matteo. Manca la Rainbow in realtà. Secondo tempo sarà una partita più maschia. 21 San Matteo.
39 Rainbow. Il primo c'è per Amico. C'è un time out chiamato. E rieccoci, più 20 Rainbow, 7 minuti poco più alla fine di questo terzo quarto. C'è Cascio adesso per San Matteo, la cede in Grassia, giro palla per Melita che si guarda attorno, vede Certomà che si allarga, zona, confermiamo, abbastanza palese. Adesso in Grassia non trova il ferro, Amico invece, attenzione, sì. Amico non fa uscire la palla fuori, la prende ma aveva il piede sulla linea. Sì, lettura corretta. Sì. E quindi palla a San Matteo, ancora in Grassia, vediamo adesso Melita, si gira in Grassia, prova a battere Guerri, non ci riesce, la cede a Melita, allo scadere ferro, rimbalzo stavolta di Amico dentro il campo. Vediamo Licciardello, si trova un po' spaesata qui con la palla in mano, preferisce darla a Guerri, blocco di Lamanna, va dall'altra parte, adesso Amico da sotto, c'è il taglio bello qui di Lamanna, scarico su Licciardello, ancora, c'era quasi rimbalzo di Lamanna, alla fine vince Certomà. Quindi altra azione San Matteo, già dall'altra parte Grillo, prova subito il tiro. Neanche il tempo di spostare la telecamera, aveva già tirato Grillo, ma nulla da fare, ancora più 20 Rainbow, 41-21. Licciardello per Lamanna, bello qua il giro di Lamanna, viene fermata fallosamente da Cascio. Sì, segnalo che parrebbe essere uscita piuttosto malconcia dallo scontro di prima Bombo, che adesso oltre al braccio a ghiaccio anche sul ginocchio, parte sinistra della carrozzeria della top player della Rainbow, e sembra essere stata danneggiata. Sì, un po' di danni, non sembrano troppo gravi, però sì, la botta l'ha presa da più parti evidentemente prima. Rimarrà in panca, adesso sono rientrate Spampinato e Carabazza. No, scusate, Carabazza è ancora al cambio, entra solo Spampinato. Per adesso vediamo Rizzica, sempre per Melita, vuole un po' più di organizzazione, alla fine c'è il giro palla che arriva fino a Grillo in angolo, si ritorna dall'altra parte in Grassia, qui ottima la penetrazione, scarico per Certomà che alla fine si complica un po' la vita, finisce il tempo. Sì, anche perché il canestro comunque non era stato realizzato. C'è il tecnico per Coach Curro, qualche lamentela di troppo forse. Sì, reclamava forse un fallo sull'ultimo tiro, non credo, non saprei.
Comunque l'arbitro Barca, senza troppi giri di parole, l'avrà sicuramente richiamato un minimo e poi rimettiti a posto coach, ecco un libero contro di te. Sì, va a incaricarsene da specialista. L'hai detto. Eccola. Lo sappiamo che noi siamo importanti quando diciamo queste cose. E vabbè, quindi niente da fare, sorride Spampinato, sorridiamo anche noi. Sorridiamo un po' tutti. E si riparte dove ci eravamo lasciati con la rimessa post infrazione dei 24 secondi. Bello qui il passaggio per Licciardello, che però era già oltre il canestro. Spampinato inventa anche lei per Amico, non concretizza però la numero 3 in mezzo a sole maglie blu. Poi Ingrassia, piccolo inchino nei confronti di Guerri. Adesso Amico ancora malmenata dalle giocatrici di San Matteo, che riescono a recuperare palla solo con una serie di botte. Guerra a centrocampo. Guerra. E Guerri invece un po' più defilata, abbiamo visto a sinistra. Si tiene fuori. Adesso Licciardello per Guerri, ancora lei, marcata da Melita, che comunque ci mette passione. Questa ragazza non molla. Ancora Spampinato qua, però elude la difesa di Melita, ma non trova il ferro. Si voleva tirare, si è visto già dalla ricezione, però qui forse è un po' forzata la sua conclusione. Quindi si rimane sul 42-21, 21 come i punti di vantaggio per la Rainbow, perché è letteralmente il doppio. Doppiando al momento San Matteo. Eh sì. Mancano meno di 5 minuti alla fine di questo terzo quarto. Vediamo ancora le ragazze di San Matteo. Grillo dall'angolo, ancora la sua posizione, niente da fare, però c'è rimbalzo di certo, ma efficace stavolta il tiro da sotto per la numero 10, che prova ad accorciare un po' le distanze. Vediamo come risponde la Rainbow. Guerri, Amico si prepara al blocco, Guerri preferisce andare dall'altra parte da Carabazza, alla fine fa un po' tutto da sola, vedi Amico, bello qui. Amico che si libera da sotto, Guerri passaggio, cade a terra, forse sbatte. Gran bella palla di Guerri. Sì, gran bella palla di Guerri, che comunque si rialza, forse il naso, non è stata chiara la dinamica, si rialza. Comunque adesso ci sono due liberi per Amico, conquistati dopo il tiro, dopo l'ottima assistenza. Sì, gran bella palla di Guerri che passa letteralmente dietro la difesa. Dicono calma dalla panchina per Amico, addirittura resetta. Vediamo se avrà resettato. Sì, Ha resettato bene. 1 su 2 quindi per Amico. Ancora 43, 23 più 20 Rainbow. Qua ottimo recupero di Spampinato, che si butta, anche coreografico questo recupero, e alla fine 2 punti per Licciardello. Va altro recupero di Carabazza. Vediamo Amico, adesso Spampinato vuole un po' di calma, chiama lo schema. Zona anche per San Matteo. Vediamo Licciardello, adesso Carabazza nel caos. La palla è per San Matteo, rientra Cosenza per Ingrassia. La partita di Carabazza oggi possiamo dire? Sì, possiamo dire di no. Quei 3 falli l'hanno fatto stare un po' in panchina, ora è tornata. Vediamo nei recuperi, comunque c'è sempre in difesa ottima Carabazza, un po' meno in attacco oggi. In difesa difende anche le esterne con ottima efficacia. Cosenza, vediamo da 3, trovata bene da Rizzica, non altrettanto buono il tiro della numero 21. Quindi adesso Licciardello, Spampinato qui sola, poteva provare la soluzione da 3, preferisce penetrare e prendersi il fallo. Si prende 2 liberi. Poteva tirare da 3. Si ha sbagliato l'ultima conclusione, rinuncia a questa. Deve recuperare un pochettino la fiducia da 3.
Ci sta, ci vuole poco, errore, secondo me. provare invece Un'altra ad andare soluzione. al ferro. E un punto intanto l'ha portato a casa. Vediamo che si prepara anche il secondo. 2 punti per Spampinato, si prepara il cambio Terranella, numero 13 per il capitano Guerri. Pressing ancora alto chiesto da coach Catanzaro. Qua Terranella sporca, Grillo non riesce a prenderla e quindi ottimo recupero qui da parte della Rainbow. Ancora Spampinato a guidare le sue compagne. Blocco qui di Carabazza e il passaggio, idea interessante, poco più in là. Sì, voleva metterci effetti speciali, Spampinato non arriva a destinazione la palla. Eh no. 2:45 da giocare ancora in questo terzo quarto. 47 Rainbow, San Matteo invece 23 più 24 adesso per la squadra di casa. Vediamo Melita, prova questo tiro che si stampa prima sul tabellone poi sul ferro e adesso è ancora fra le mani della squadra di casa. Altro schema per Spampinato, qui isolata, prova la conclusione personale, arriva fino alla fine. Il ferro gli gioca un brutto scherzo, la palla balla ma alla fine esce. E quindi ancora San Matteo, certo, ma Grillo ancora dall'angolo, stavolta c'è il canestro per la numero 14 e il fallo. Ah no, Però credo che il fallo in canestro attacco. ma il canestro verrà convalidato comunque. Se non, sì. Cioè, il canestro viene Sì, convalidato sì. comunque perché il fallo influisce sull'azione, il fallo a rimbalzo. Bravo Gaetano, Siete un poco irregolare. il giusto. Sì, giusto. E quindi sì, 2 punti per Grillo che si stava preparando al libero, ma il fallo non era su di lei. Situazione ambigua. Però qui l'arbitro aveva sì. indicato. L'aveva indicato dall'altra parte. Ci lascia un po' perplessi, però a quanto pare è stata ripessa. Allora, chiariamo un secondo. Grillo ha segnato, il canestro è stato convalidato. Poi l'arbitro Allora, sicuramente è stato aveva. un fallo a rimbalzo, però. Sì, un fallo sembrava in attacco perché aveva indicato dall'altra parte. Poi la rimessa invece era per San Matteo, quindi vedremo dopo in studio se ricostruiremo queste immagini. Ma per adesso siamo un po' incerti su quello che è successo. Chiederemo poi alla classe arbitrale che c'è qua alla nostra destra. E vabbè. Comunque, torniamo a San Matteo con Cascio, ancora certo ma mancano meno di 10 secondi all'azione, Ingrassia preferisce tirare subito, tabellata e la manna a rimbalzo, quindi riparte Spampinato, vediamo Licciardello, prateria libera per lei, però tocca ancora una volta la linea da fuori Licciardello. Non la prende bene Licciardello. No, non la prende affatto bene. E quindi niente, sarà rimessa per San Matteo. 47 Rainbow, 25 San Matteo, più 22 per la Rainbow, più 22 per la Rainbow, sì. Rimessa San Matteo già battuta, vediamo adesso Cosenza molto lontana, infatti anche il passaggio non è efficace, Spampinato recupera, la cede a Terranella, qui un po' di problemi, alla fine si pesca Licciardello da 3, non è efficace il suo tiro, riparte ancora San Matteo, un po' più stanchi dal punto di vista fisico rispetto alla Rainbow. Un minuto da giocare alla fine di questo terzo quarto, palla ancora fra le mani di Spampinato che penetra ancora una volta e guadagna un fallo, sono 2 tiri in virtù del bonus. Sì, Spampinato sugli scudi adesso in difesa, le sue doti da recuperatrici di palloni non sono una novità qui.
le trasforma anche in 2 tiri liberi. 2 tiri liberi che vedremo se saranno trasformati. Il primo sì. E il secondo? E il secondo Anche 2 su 2 per Giulia Spampinato, più 24 nuovamente per la Rainbow. Vediamo, ultimo minuto, Cascio in grassia, vuole che Cosenza si metta dall'altra parte, ancora in grassia. Vediamo adesso Certomà, pizzicata da Terranella mentre stava attraversando il campo. Sarà solo rimessa per la squadra ospite, batterà proprio Certomà. Rimessa battuta per Cascio, voleva riprendersela Certomà, Cascio non è della stessa idea, alla fine sporcata la palla qui da Spampinato, era altro recupero per la Rainbow. Faranno probabilmente la penultima azione di questo terzo quarto, ancora Spampinato, Licciardello chiama il blocco di Lamanna, se lo prende, Lamanna rimane però un pochettino lì, ferma, vediamo Licciardello fino alla fine, appoggia delicatamente al tabellone ma non riesce a concretizzare. Meno di 10 secondi adesso, sono 5 i secondi. Cascio per Cosenza da 3, c'è il tiro da 3 e finisce il terzo quarto. 49 Rainbow, 28 San Matteo. 2 minuti e ci rivediamo per vivere insieme questi ultimi 10 minuti di gara. A fra poco. L'ha detto anche la mia. E rieccoci, sempre al Palagalermo. Rainbow San Matteo 49-28. 49-28, palla proprio della squadra ospite, Melita. Vediamo adesso un po' di passaggio, alla fine Rizzica prova il tiro, ferro, Cascio prende il rimbalzo, palla a 2, chiamata dall'arbitro e sarà palla a 2. Proprio 2, sì. E quindi Rainbow. In virtù della regola, la sacra regola della freccia. Sacra? No, non è sacra, vero? Profana? Sì. Speriamo venga cambiata. Tu vuoi il salto a 2 come in NBA, vero?
Ma non so il salto a 2, però che si possono decidere frangenti di partita estremamente rilevanti da una Possesso. alternanza della sorte. Sì, troppo. Sì. E quindi vediamo un po' adesso la Rainbow come imposterà quest'ultimo quarto. Lo imposta così, con Spampinato che tira da 3, ma inefficace stavolta il tiro della numero 10. Adesso quindi Rainbow ancora in attacco. Spampinato trova Licciardello, preferisce la penetrazione, incontra sulla sua strada Cascio e si accascia a terra. Andava detto, signori, abbiamo detto noi giochi di parole non li rifiutiamo, ma ci sguazziamo. E quindi ancora palla comunque Rainbow, niente da fare per San Matteo in attacco in questo inizio di quarto. Vediamo un po'. Terranella va molto esternamente, alla fine decide di rientrare per tirare, ma la palla va oltre il ferro, quindi nulla di fatto anche versante Rainbow. Si rimane così sullo 0-0 in questo quarto. Vediamo Melita, trova Cascio che trova a sua volta Rizzica. Un altro tecnico. Ride l'arbitro perché non si sa, potrebbe aver detto qualunque cosa, potrebbe essere una semplice lamentela, così come anche altro, non lo sapremo mai, troppo lontano. Fatto sta che l'arbitro costretto a chiamare tecnico sarà un libero. Beh, ma il secondo tecnico? Per l'allenatore? Il primo era la panchina, forse il primo era la panchina. Forse il primo la panchina. Qua comunque si suona spesso. Ci va Cosenza. Cosenza va al cambio per Grillo. Sì, si rimane un pochettino, si cercano spiegazioni fra arbitro e coach. Alla fine forse io credo che l'arbitro abbia chiesto al coach di allontanarsi, ma la panchina sta segnalando come il primo tecnico fosse appunto alla panchina, se ho inteso bene. Quindi sì, era come dicevamo noi. Coach Curro saluta tutti, ringrazia per la serata e se ne va per accomodarsi qui con noi in tribuna. Forse sale con noi proprio. Sì. Tiro libero sbagliato di Spampinato. Sì, credo abbia sbagliato sui liberi del tecnico, forse un 1 su 2. Il classico 1 su 2 l'ha fatto pure lei oggi, abbiamo visti diversi. E poi ripartire la Rainbow con calma, perché comunque la partita sembra abbastanza indirizzata. 49, Rainbow 28. San Matteo, un allenatore in meno adesso per San Matteo dopo il doppio tecnico per coach Curro. E quindi vediamo Spampinato dalle distanze che preferisce, stavolta però niente da fare. No, qui ha perso poi il ritmo Spampinato, anche i ritmi della partita che si abbassano. Sì, ora si abbasseranno secondo me un po' di più. Notevolmente. Vediamo se ci smentiranno. Qua un passaggio indirizzato a Cascio, sporcato dalle maglie bianche. Quindi sarà ancora rimessa San Matteo con 9 secondi sul cronometro. Tira subito però, certo, ma qua l'arbitro vede un fallo. Vediamo un secondo di Lamanna. E quindi rimessa per San Matteo. Si segnala Robby da casa che gara 1 dell'altra semifinale è stata vinta da la Team Ragusa, che ha battuto la Stella Palermo, la capolista, che come da pronostico ha portato a casa gara 1, mentre per quanto riguarda la massima serie del campionato femminile, che vede impegnata una squadra siciliana, Ragusa ha perso gara 2 contro Schio dopo aver compiuto una discreta impresa gara 1 battendo le campioni in carica. No, le vice campioni in carica. Dove Schio
e all'andata ha perso. Sì, gara 1 aveva vinta Ragusa, mentre Dove? gara 2 gara 1 aveva vinta Ragusa a Schio. Ah, Sì. e quindi ora Schio ha vinto a Ragusa. E O sono 2 gare là? credo che siano al meglio delle 5. Ok, Schio è dove giocava Zandalasini? Sì. Che adesso sta giocando alla Virtus Bologna, che ha perso gara 1 contro Venezia. Troppe Campione in informazioni. carica. Ah, ok. Ci siamo? Più o meno. Abbiamo ricostruito più o meno il panorama Sì, della pallacanestro femminile. Sì, riassumerei Schio come la squadra che gioca alla Zandalasini è un po' riduttivo, però sì. Vabbè, è per la mia carenza comunque nel settore. Zandalasini. Ci sta, ci può stare. Al meglio delle 3, mi segnalarono. Zandalasini, ridendo e E scherzando. Bologna ha vinto gara 2. Ridendo e scherzando è stata una delle maglie da basket femminile, secondo me più venduta in tutti i sensi. Assolutamente sì, è stata l'ultima giocatrice a raggiungere la WNBA. Nazionale poi ha fatto quello che voleva. mi ricordo. Nazionale, la giovanissima, è stata nel miglior quintetto di una manifestazione internazionale, quindi sì, diciamo. Ci sta. Sì, poi negli ultimi anni la sua carriera è andata un po' non come ci si aspettava. Sì, più a stazionarsi, complici gli infortuni che le hanno prima non permesso di tornare in WNBA, poi diciamo riportata a tornare in Italia alla Virtus dopo aver concluso la sua esperienza al Fenerbahce, e adesso si sta giocando lo scudetto proprio con la maglia delle Vunere. Bene. Intanto qui ancora un 49-30 più 29 Rainbow e coach Catanzaro chiede il time out quando mancano circa 6 minuti e 40. Si riparte con la rimessa per San Matteo, Cascio ancora certo ma e alla fine Grillo palleggia per far muovere un pochettino la difesa. Mancano 5 secondi al cronometro, Cascio tira e prende il ferro. C'è rimbalzo di Guerri che subito parte, non si stanca mai, anche perché comunque Guerri effettivamente è uscita un pochettino, si è riposata. Capitano della Rainbow, vediamo adesso amico, ancora Guerri. Il palleggio, sfida Melita alla fine, bello qua, spreca un pochettino questo passaggio, si era gasato eccessivamente. Sì, non dosa adeguatamente la forza, palla che si schianta contro le protezioni. Melita col crossover un pochettino si era gasata. Sì, avevo forza. Ci voleva una leup in quel momento. È stato schiacciato per terra. Qualcos'altro. Sì. Vediamo ancora San Matteo, sotto di 20, sotto di 19. $5.56 alla fine di questa partita. Melita adesso per Cascio, passaggio bene, individuare qui, certo ma meno bene il tiro. Rimbalzo e possesso di Guerri. Terranella ancora per Guerri, vediamo alla fine scarico per Baglieri da 3, il ferro e il rimbalzo di Cascio e ancora Melita.
a guidare la sua squadra. Un'altra azione d'attacco, Grillo, stavolta non in angolo, c'è l'altra Melita in angolo che la cede all'altra Melita e quindi alla fine si opta per il tiro. Ferro, rimbalzo di Cascio che prende il ferro, alla fine Lamanna conquista l'ultimo rimbalzo e fa partire le sue compagne con estrema calma. Adesso Guerri cerca di organizzare, vediamo Terranella, si muove bene, la passa a Baglieri, prova ancora Minaccio, il tiro da 3 alla fine non se lo prende. Terranella prova l'arresto, il tiro e insacca così 2 punti per il più 21. Catanzaro rimprovera le sue ragazze per non aver fatto il pressing, vuole 40 minuti di intensità alta. È giusto così, in un format così particolare, tenere sempre la lampadina accesa. Si la prende in particolar modo con Terranella che dopo il canestro non è andata subito a farsi sentire anche in difesa. Adesso vediamo, c'è il fallo di Lamanna. Vediamo che entra Scalia, dovrebbe essere il numero 31. Lo Spampinato e Bomba ancora col ghiaccio, comunque tutte e due. Sì, il Spampinato diciamo che penso sia solo la botta alla testa che non gli ha impedito più di tanto di giocare questa partita, e anche piuttosto bene. Un Bombo diciamo più preoccupante, visto che non l'abbiamo più rivista su perché. Sì, la vediamo lì, seduta. Sembra tranquilla comunque. Sì, la numero 9. Anche per lei sono una contusione, verosimilmente, comunque ce l'auguriamo. Ci sta a volerla salvaguardare una partita del genere, comunque già ampiamente indirizzata in favore della Rainbow. Cascio nel frattempo dalla linea del tiro libero ci regala questi 2 punti per il meno 19. Ormai il distacco comunque è quello, è rimasto intorno ai 20 punti, un po' di qua, un po' di là. Qua la nuova entrata a Scalia spreca questa azione andando fuori, quindi sarà rimessa per San Matteo. Meno di 4 minuti adesso alla fine. Vediamo Grillo, Cascio ancora, vediamo la difesa di Baglieri, sembra una 3-2. Sì, o 1-2-2, anche se penso sia una 3-2. Sì, altra prova sicuramente per coach Catanzaro, che prova appunto vari tipi di difese proprio per questo momento dove la Rainbow si può permettere anche di sperimentare. Sì, assolutamente sì. Tutto ciò che la Rainbow fa in queste partite è qualcosa che può servire per il proseguo di questi playoff, che diventano sicuramente più difficili man mano che si va avanti, e non perché tendenzialmente in un format come quello dei playoff è così che succede, ma in particolar modo con questo format della BC unica è un processo esponenziale quasi. Sì, vediamo in campo comunque del quintetto iniziale c'è solo Lamanna, poi le altre 4 uscite dalla panchina cercano di trovare l'intesa anche le giocatrici che magari hanno giocato meno minuti nel corso della stagione. E vediamo che si riparte ancora da Baglieri per questa nuova azione della Rainbow. Vediamo il passaggio per Amico, si gira, vede Scalia che è sola, ancora Amico però a tenere palla, alla fine guadagna un fallo per il pressing sporco di Certomà e di Ingrassia. Alla fine il fallo è proprio della numero 9 San Matteo. Passaggio adesso per Baglieri, poi alla fine commette fallo Terranella. C'è il bonus e saranno 2 tiri liberi. Bonus che allunga questo finale di gara. C'è un minuto fra l'altro chiamato da coach Catanzaro.
Siamo tornati per vedere questi due tiri liberi, il primo segnato da Grillo, anche il secondo, altri 2 punti quindi per San Matteo, 33 in totale, scusate 34, 51 invece Rainbow. C'è il recupero adesso di Certo Ma, altra azione quindi per San Matteo. Grillo, ancora Certo Ma, si trova da sola, da 3, il tiro, ferro, ma c'è il rimbalzo di Cascio. Continua in attacco quindi San Matteo e Melita, Raffaella, numero 5, segna altri 2 punti e quindi 36 adesso San Matteo. San Matteo che si porta a meno 15. Meno 15 che... È una notizia. Vediamo la Rainbow adesso con Scalia, altro passaggio sbagliato qua, però si scontrano le due giocatrici di San Matteo, mancano 5 secondi, vediamo Baglieri per cosa opterà, un tiro brutto. Sì. Poteva fare altro. Sì, in realtà non voleva concludere lei, ma poi non è riuscita a costruire nulla, ha dovuto. Si è ritrovata con la palla fra le mani, un secondo e sì. Vediamo adesso invece San Matteo, Melita, si allarga Cascio, qui però c'è il recupero, ancora la Rainbow, Baglieri, palleggio dietro. Qua non c'è la regola del vantaggio nel basket. Fallo intelligente. Fallo intelligente di Cascio. Non mi sono togli 2 punti dalla Rainbow. E una quindi bella palla di Baglieri. sì. Baglieri aveva mandato la manna a segnare. Bonus esaurito anche in favore della Rainbow. Dal prossimo fallo di San Matteo saranno liberi per i padroni di casa. Entra anche l'allenatore per dare qualche consiglio, ne approfitta mentre si asciuga il parquet. E si rientra tutti per giocare questi 2 minuti e rotti. C'è il recupero, vediamo subito di Ingrassia che sbaglia. Melita sempre lì per provare a correggere il tiro, guadagna 2 tiri liberi ma non riesce a segnare. Qua la Rainbow un po' disattenta. Sì, un calo di concentrazione. Spiegabile così questo, diciamo, parziale che sta mettendo a segno San Matteo, che si avvicina fino almeno 14 adesso, 2 minuti dalla fine. Entra, vediamo Jacob, il numero 15. Sì, c'è da dire appunto che Catanzaro sta insistendo con le seconde linee, quindi ci può anche stare, però chiaramente la Rainbow non deve mollare. Ma ha recuperato un'altra palla, poi però finisce fuori. Sospiro di sollievo per le giocatrici della Rainbow, che quindi adesso possono ripartire con più calma. Però il pressing da parte delle ragazze di San Matteo è importante in questi ultimi 2 minuti. Infatti c'è un nuovo fallo di Ingrassia e stavolta saranno 2 tiri liberi per la Rainbow. Tirerà Terranella. Il primo c'è, di nuovo più 15 adesso. Secondo sbaglia, ma c'è il rimbalzo di Giacobbe e quindi si rimane in attacco. Vediamo Terranella qua, spinta nel tentativo di recupero da Certo, ma altri 2 tiri liberi per Terranella. C'è il cambio, vediamo, entra Cosenza proprio per Certo, ma che con aggressività era riuscita comunque a recuperare vari palloni all'ultimo parziale. Assolutamente sì. Era stata lei a propiziare questo parziale proprio con la voglia che ci aveva messo fin qui. Qua sbaglia Terranella, 53 Rainbow, 37. Sì, rimane a 37. C'è un altro fallo adesso, quindi altri 2 tiri liberi per la Rainbow. Rientra Carabazza per Amico, rientra anche Rizzica.
per San Matteo e Grillo sbaglia il primo libero Giacobbe. Il secondo invece c'è. Più 17 adesso Rainbow, 1:30 da giocare. Vediamo Melita, adesso prova a recuperare palla Rizzica ma finisce fuori. Vediamo nel frattempo Amico a terra circondato dalle sue compagne, forse una botta al naso. Sì, che è il motivo per cui Carabazza è stato costretto a rientrare. È stato costretto a rientrare. Oggi partita di botte. Per la Rainbow sì, tante acciaccate. Per la Fiat Net. 1:22 da giocare alla fine di questo quarto, 54 Rainbow, 37 San Matteo. Vediamo ancora la circolazione di Terranella per Scalia. Giacobbe da sotto trova il canestro. Molto bene, sì, Giacobbe che si procura prima il fallo. Della Rainbow al canonici 19. 19, sì, quel range fra 19 e 21. Vediamo ancora circolazione da parte di San Matteo. Si gira dall'altra parte Grillo, ancora il tiro sbagliato e quindi si riparte ancora alla Rainbow con un po' di incertezza qui. Vediamo che prende palla Giacobbe, ma c'è il fallo e quindi altri 2 tiri liberi. Due su 2 per Giacobbe, un bel bottino a fine partita. Più 21 adesso per la Rainbow. 40 secondi a disposizione per le giocatrici in campo. Grillo, vediamo adesso Ingressia Cosenza in angolo, ci pensa, tira da 3. E fallo di Carabazza. 2 tiri. E quindi convalidato il canestro di Cosenza, quindi meno 18, 58-40. Adesso Rizzica invece 2 tiri liberi per accorciare ancora, ma ormai il tempo a disposizione più che finito. Era un potenziale gioco da 5 punti. Eh sì, ne mette uno Rizzica. Qua fischi proprio Fiscali. regolari, sì, col libro delle regole. Qua autopassaggio ancora di Cosenza e altri 2 tiri liberi. Finale prolungato. Dario. Sbaglia il primo Cosenza. Anche il secondo, c'è la palla recuperata da Terranella, alla fine Rizzica la prende. 20 secondi, alla fine vediamo ancora Grillo, Ingrassia ci prova da 3, prende la palla Melita in attacco, ancora Melita ci prova, la prende alla fine. Si ritorna con Melita, altro tiro libero, ferro per lei, rimbalzo. San Matteo potrebbero finirla così, invece Melita
E saranno gli ennesimi tiri liberi per San Matteo in questa finale. Una partita che sembra... È durato almeno 4. C'è il canestro di Merita. E quindi 58-43. Mancano 3 secondi. C'è il pressing alto. Baglieri. La passa alla fine. Oh, è finita la partita così. Fino alla fine. 58 Rainbow, 43 San Matteo. Adesso piccola pausa e ci rivediamo con le interviste.
Ok, siamo con coach Catanzaro per questo post partita, questa vittoria alla Rainbow che apre così i playoff. Come l'hai vista, coach? L'ho vista benino, purtroppo abbiamo dovuto gestire un po' di situazioni inaspettate, l'infortunio di Mbombo ad inizio gara, la stessa Vicky non era in forma, ha avuto un problema al polso, i falli, insomma abbiamo dovuto gestire un po' di situazioni, però va bene, oggi il punteggio contava poco, l'importante era vincere e andare a gara 2 con un vantaggio, col vantaggio del fattore campo mantenuto. Questo abbiamo fatto, adesso ci prepariamo ad un'altra battaglia vera e propria che ci sarà lì a Messina domenica. Sì, come si prepara una partita avendo affrontato lo stesso avversario praticamente pochi giorni fa, ma questa è una partita che chiaramente contava di più essendo appunto playoff? Sì, appunto, perché poi sai, quando sono playoff insomma, i valori in campo sembra che cambino, perché le ragazze, entrambe le squadre mettono dentro qualcosa in più. Si prepara pensando che sia un'altra squadra, magari sappiamo un po' come si muovono, loro sanno come giochiamo noi, però in realtà dobbiamo pensare che sia un'altra squadra, così come dobbiamo fare per domenica prossima, pensare che siano altre ragazze, un'altra squadra, magari recupereranno loro qualcuno dei loro infortunati, che anche loro insomma non sono messe male, per cui andiamo con questa idea importante. Sì, un'ultimissima cosa, coach, nel finale ha lasciato spazio alle seconde linee, complice anche i vari acciacchi. Che segnali hai avuto? Positivi, ma era importante lasciare ruotare il più possibile proprio in vista non solo di domenica, ma speriamo anche della fase successiva. Per cui era importante ruotare, era importante dare spazio alle altre ragazze che hanno risposto, bene o male non c'è stato nessun problema grave, per cui va bene così, insomma ho segnali importanti per quando potrebbero servire per il futuro, so che posso contare su di loro. Grazie mille, coach, alla prossima. Prego, grazie a voi. Per quanto riguarda le giocatrici abbiamo Giulia Spampinato, direi se Ale mi conferma MVP della gara anche secondo te. Lo confermiamo? E confermiamo. Quindi, penso di no? Lo confermiamo. Ok. Siamo con Giulia, intanto ti faccio i complimenti per la partita, che impressione hai avuto? Grazie. Ma è stata una partita meglio di quella dell'altra scorsa, abbiamo giocato 2 volte consecutive contro questa squadra. Siamo entrati in mentalità playoff, ora aspettiamo gara 2, sempre concentrati, oggi abbiamo fatto molte rotazioni. Siamo cariche, dai. Sì, è stata una partita molto fisica, abbiamo visto, vedevo prima dietro la telecamera e poi vedere ad Ale abbiamo i segni. dato tutto lo stesso, anche se diciamo era gara 1, ci aspettiamo una gara 2 un po' più calma, però ne dubito. Anche a livello atletico è stata una partita in cui avete speso tanto in termini di corsa eccetera, no? Sì, ma stiamo facendo un bel lavoro anche fisicamente, stiamo migliorando, spero. Ultima cosa ti aspetti da gara 2? Ma spero e penso una gara facile, speriamo e cerchiamo, siamo sempre concentrate, con mentalità e questo. Grazie, Giulia. Ciao. Bene, poi salutiamo. Intervisterò. Per questo ti dicevo. Non ti dispiace resto con la mascherina? Ho avuto pure influenza, Posso? Sì. Siamo col coach delle ospiti, coach come ha visto questa sconfitta però combattuta diciamo delle sue ragazze? Ma giustamente c'erano delle ragazze, Raffaele, Scardino, Lombardo, mancavano, erano le play, guardie titolari, è stata dura, difficile, ma le ragazze comunque hanno combattuto fino alla fine. Penso che si sia visto e sono contento comunque del risultato perché la prestazione delle ragazze ci hanno messa tutte. Sì, dicevamo anche con il coach delle padrone di casa, è stata una partita molto fisica, molto intensa, avete avuto anche qualche contesa a livello arbitrale, diciamo che è stata una partita in cui si sono sentiti i muscoli di entrambe le parti. Sì, questi ovviamente essendo playoff, poi sempre contro il Catania, ovviamente una partita dura, noi ovviamente dobbiamo reagire, quindi sono partite dove si deve lottare fino all'ultimo minuto, è così, è così. Cosa ti aspetta da gara 2? Mi aspetto una bella vittoria magari, speriamo. Grazie coach. Grazie a voi. Vieni Ale. Dunque vi salutiamo dopo questo post gara con le nostre ultime impressioni qui dal Palagalermo. Abbiamo commentato una bella vittoria della Rainbow. Sì, ci vediamo alla prossima, vediamo un po' come va il ritorno.
e poi vediamo se la Rembo appunto continuerà questo percorso e ci vediamo con un'altra gara. Grazie per averci seguito. Grazie. Aspetta.